Buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di prealpina.it. Apriamo con l'emergenza Covid. C'è attesa per l'inizio della zona gialla. Nella serata di ieri il ministro Speranza ha infatti firmato il provvedimento che di fatto alleggerisce le misure restrittive in alcune regioni, tra cui appunto la Lombardia. A differenza di quanto avvenuto nei mesi scorsi, però questa volta la variazione scatterà da lunedì e non da domenica come appunto avvenuto in passato. Intanto il governatore Attilio Fontana ha lanciato un messaggio ai cittadini lombardi invitandoli a continuare comunque a mantenere alta l'attenzione osservando comportamenti virtuosi. E al tema della zona gialla e alle novità previste è dedicato ampio spazio sul giornale di oggi, disponibile in edicola e sui supporti digitali. Passiamo ora alla cronaca. Un varesino di 46 anni ha patteggiato una pena a 10 mesi e 20 giorni di reclusione per il reato di ricettazione. Il 17 marzo del 2019 l'uomo fu fermato dai carabinieri davanti al cimitero di Bizzozero con l'auto piena di oggetti funebri. L'uomo non seppe giustificare il possesso di crocifissi e statuette e così fu denunciato appunto per ricettazione. Ora ha concordato la pena che però sarà formalizzata durante la prossima udienza, quando il comune di Varese si costituirà parte civile. E tutti i dettagli sulla vicenda sono già disponibili su prealpina.it. Restiamo sulla cronaca. Al Campo dei Fiori saranno rimossi gli alberi caduti sul sentiero durante la tempesta dell'inizio dell'ottobre scorso. Il parco ha già stanziato i 50.000 euro necessari e i lavori cominceranno non appena il tempo lo consentirà. E a questo proposito vediamo il servizio. Le centinaia di alberi caduti al Campo dei Fiori a Varese a causa della tempesta dell'ottobre scorso non sono state ancora rimosse. Ma l'ente parco ha già predisposto un piano di intervento e non appena la neve si sarà sciolta e il terreno tornerà percorribile, inizieranno i lavori. Nel frattempo, il Sentiero 1, quello che porta dal belvedere dell'osservatorio fino al Forte Dorino, continua a essere percorso ogni giorno da tantissimi escursionisti. Il passaggio è ostruito in molti punti dai tronchi caduti, ma questo non ferma gli appassionati, anzi. Si sono creati veri e propri percorsi che passano sotto gli alberi oppure aggirano le radici. Una sorta di percorso a ostacoli che non scoraggia chi vuole trascorrere alcune ore all'aria aperta e arrivare fino al Forte Dorino, da cui si gode poi un panorama mozzafiato. È notizia di poco fa il sequestro a Malpensa di quasi 10 kg di tabacchi provenienti illecitamente dalla Russia. L'operazione è stata compiuta dai funzionari dell'Agenzia Dogane e Monopoli in servizio all'aeroporto. Il carico è stato sequestrato per tentato contrabbando di tabacchi lavorati esteri, così definiti a livello ufficiale. La spedizione proveniente dalla Russia e destinata in Italia conteneva 460 pacchetti. Restiamo sulla cronaca. Dopo 11 anni di attività chiude il Twiggy Caffè, una notizia che ha colpito molti varesini che hanno sempre trovato nel locale di via De Cristoforis un punto di aggregazione e un punto di riferimento. Nessun problema economico, ma come ha spiegato il patron Francesco Brezzi, una scelta personale dovuta a una prospettiva di vita diversa. Tutti gli approfondimenti sono disponibili sul nostro sito. Chiudiamo con lo sport, calcio. Dopo i pareggi interni con Alessandria e Carrarese, la Pro Patria si presenta oggi a Vercelli, dove non vince in campionato da quasi 42 anni, al cospetto della terza forza del girone. Mister Ivan Javorčić definisce i piemontesi come una squadra completa che abbina gamba e qualità. Tra l'altro la Pro Patria si presenterà in attacco senza lo squalificato Parker. Questa era l'ultima notizia. L'appuntamento con le informazioni di prealpina.it torna come sempre questa sera alle 19. Una buona giornata.